Siamo nella riserva naturale integrale di Bosco Nordio, gestita da Veneto Agricoltura in comune di Chioggia. La riserva è costituita da una lecceta molto importante, all'interno della quale vive una popolazione di tartaruga terrestre, la Testudo manni. Oggi siamo qui perché, grazie ai colleghi del Corpo Forestale, abbiamo liberato 21 esemplari che arrivavano da un sequestro. La tartaruga è presente in questa riserva dalla fine degli anni 70, furono immessi allora 50 esemplari. Oggi stiamo facendo un monitoraggio con l'Università di Padova grazie a un tirocinio e stiamo proprio cercando gli animali i quali vengono studiati, ne viene determinato il sesso, l'età, presi i vari parametri biomorfologici e poi rimessi in natura. Le 21 tartarughe che sono arrivate oggi resteranno all'interno di un recinto per il tempo necessario a questi studi e poi verranno progressivamente immesse negli ambienti naturali idonei. Sono state ritrovate in ambito urbano, Vittorio Veneto, sebbene in una casa vicina ad un fiume. Sono 21, di cui 7 sono gli adulti e gli altri 14 sono tra un anno e 4, indicativamente. Sono state di fatto abbandonate all'interno di uno scatolone, peraltro ristretto, molto piccolo per quel numero di esemplari, perché era uno scatolone classico da imballaggio normale, quindi avranno anche sofferto perché purtroppo, se sono state qualche ora là dentro, non hanno avuto grande spazio per muoversi o per mangiare. Finché l'animale viene tenuto per livello personale, basta la denuncia di provenienza o di nascita se è un nuovo nato. Se invece diventa oggetto di commercio, deve essere sempre autorizzato dall'ufficio centrale di Roma, insomma della CITES, e l'animale comunque deve essere, tra virgolette, marchiato. Siamo nella riserva naturale integrale di Bosco Nordio, gestita da Veneto Agricoltura in comune di Chioggia. La riserva è costituita da una lecceta molto importante, all'interno della quale vive una popolazione di tartaruga terrestre, la Testudo manni. Oggi siamo qui perché, grazie ai colleghi del Corpo Forestale, abbiamo liberato 21 esemplari che arrivavano da un sequestro.